Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 15ª puntata di stagione di Calcio di Rigore. Come sempre vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione e do la buona serata alla nostra Valentina Violini. Ciao. Buonasera a tutti, volevo anche salutare Matteo Zampini, il nostro curatore della pagina Facebook calciodirigore.official, e ricordarvi il nostro numero SMS WhatsApp con cui comunicare e mandare SMS 333 6094 299. E tra l'altro già prima di partire sono arrivati alcuni messaggi che tra poco leggerai. Andiamo a presentare anche gli ospiti di questa serata. Come sempre ritroviamo alla mia sinistra, dopo una settimana di intervallo perché si è preso una vacanza, se così vogliamo dire, l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, no, non è che voglio dire, me la sono proprio preso la vacanza. Io cercavo di non dirlo pubblicamente, però... sottolineare... Sì, giustamente, era un periodo che ne avevo proprio bisogno. Io direi che questa cosa è la cosa più interessante di questa sera, devo dire. Va bene, andiamo a salutare il centrocampista dell'Igea Marina, Alessandro Casadei. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro, grazie per aver raccolto l'invito. Andiamo a salutare anche lui la prima volta nei nostri studi, Simone Politi, difensore del Cattolica. Buonasera. Ciao Simone, grazie. E infine lo ritroviamo. Un abbraccio perché ha avuto un intervento delicato, a distanza di un mese è ritornato l'opinionista fisso e vulcanico Renzo Valdissello. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, ciao Renzo. Ciao a tutti, ciao. Allora, io direi subito, Papen, se sei pronto dalla regia, così mettiamo subito in moto anche la nostra Valentina ed andare a vedere risultati e classifiche per quanto riguarda le eccellenze e poi iniziamo a sentire tutti i nostri ospiti. Prego Valentina. Allora, questa settimana abbiamo avuto Alfonsine Massa Lombarda 4-1, Argentana Sampa Imola 1-0, Castrocaro Faenza 2-1, Cervia Marignanese 0-2, Classi Diegaro 0-1, Corticella Savignanese 0-2, Granamica San Pietro 0-0, Progresso Russi 1-0, Real San Lazzaro Fiariccione 3-3. Andiamo a vedere sempre con il nostro Papen adesso la classifica dopo l'ultimo turno. Abbiamo in testa a pari merito la classe Savignanese a 32 punti, Diegaro 30, Castrocaro 28, Alfonsine 27, Granamica Fiariccione 26, Argentana Corticella 25, Cervia Massa Lombarda 20, Progresso Russi 19, Faenza 17, Marignanese Sampa Imola 15, San Pietro 12 e Real San Lazzaro a 0. 0 punti. Allora io farei così Valentina questa sera, direi innanzitutto di interrogare il nostro Giacomo, lasciate la parola. Io farei un breve punto sulla giornata di ieri, un po' quello che hai visto e quello che hai visto poi anche come risultati, come partite. Sì. Sicuramente ieri è stata una giornata molto importante con due dati statistici particolari che riguardano la prima della classe, appunto il Classe, che dopo quasi 2 anni perde l'imbattibilità in casa ai danni del Diegaro che arriva proprio sotto in classifica e perde anche il primato in solitaria raggiunta dalla Savignanese che malgrado in settimana scorsa abbia ceduto il bomber per eccellenza Peluso, si è visto che è riuscita ad andare a vincere veramente con grande carattere. E poi l'altro dato statistico è il primo punto del Real San Lazzaro. Il Real San Lazzaro era -1, le aveva perse tutte fino ad oggi e ieri è riuscito a strappare un 3-3 con la Fiariccione che malgrado la doppietta del nuovo acquisto, il bomber Alessio Indelicato, non è riuscito a far sua la partita, raggiunta al 91esimo, quindi veramente un risultato forse il più eclatante della giornata. Per quello che riguarda invece la classifica alta, io direi che è molto importante la vittoria del Castrocaro. In 10 e in rimonta, dopo un gol stupendo su punizione del giocatore del Faenza, veramente un gran gol, però il Castrocaro è riuscito a ribaltare questo risultato e portandosi al 4° posto, quindi le prime 4, Classe, Savignanese, Diegaro e Castrocaro. Abbiamo una classifica molto sì, queste a mio avviso lotteranno fino alla fine, le altre cominciano piano piano a perdere colpi, lo stesso Corticella che all'inizio era partito benissimo, comincia anche lui a perdere qualche punto in classifica. Valentina. Ora andiamo a vedere la sintesi tra Progresso contro Russi. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto.
sconfitta del Russi in casa del Progresso permette ai rossoblù locali di agganciarli in classifica e di mettersi momentaneamente a riparo dalla zona rossa della graduatoria per differenza reti, inguaiando i falchetti che vengono risucchiati nelle sabbie mobili. Eppure gli ospiti si rendevano subito pericolosi, magari imbeccava Leoni, cui colpo di testa veniva svettato in corner da Albertazzi. Ancora Russi in avanti, magari sotto misura trova il piede Albertazzi a dirgli di no. Sulla ribattuta il Progresso si salva in qualche modo, pallone che giunge infine sui piedi Calderoni che spara alto. Il Russi conquista la superiorità numerica quando Visani, da attaccante qual è, rimedia il secondo giallo per aver fermato così il collega Grimellini. Nella ripresa, altro Progresso, si parte con questa incursione di Bergani che si spegne tra i guantoni di Casadio. Sul versante opposto, Fabbri devastanti veloci passi, fuma anche l'erba, ma quando si presenta davanti ad Albertazzi esita un po' troppo. Pallone che giunge al centro, botta di Leoni che viene respinta. Calderoni recupera la sfera, appoggia per Grimellini, altra ribattuta. Il Russi ristabilisce la parità numerica in campo quando Grimellini, come il collega in maglia numero 9 Visani, viene allontanato dal terreno di gioco. Per doppia, ammonizione, squadra in 10 e qui il Progresso torna a farsi vedere prima con una discesa di tedeschi non finalizzata, poi con il penalty conquistato da Lodi, strattonato in area di rigore da Costantini. Dal dischetto lo stesso Lodi firma la rete che vale i 3 punti. Poco dopo Lodi potrebbe raddoppiare, Casadio è in vena di regali dato il periodo appoggio corto, Lodi si intromette ma trova il recupero dello stesso Casadio. Un giro di lancette, Cotti per Sanso, pallone alto. Nel finale Albertazzi si merita la palma dei migliori in campo poiché prima respinge dalla distanza una conclusione di Benvenuti destinata nel set, poi allo stesso Benvenuti dopo un batti e ribatti nega il gol del pareggio con una parata distinta e pazzesca, già distesa in volo con la gamba a dire di no. È proprio vero quanto diceva un certo Lidom, a volte le squadre si vedono meglio in 10 uomini. Sono arrivati un po' di messaggi, Valentina. Andiamo a leggere subito. Abbiamo saputo che Casadei a gennaio ha firmato per il Torre Pedrera, Filippo e Thomas. Sono due miei amici. Che cosa rispondi? No, resta Igea fino a fine Resta stagione. Igea, beh. Magari il prossimo anno, dai, vediamo. Se non altro per te Ale Casadei, quando mi fai il primo gol, il tuo primo tifoso? Quando supero la metà campo, dai, forse proviamo, magari. Si prova, no? Sì, si prova. Campionato di promozione Girone D, con una giornata di anticipo il Cattolic campione d'inverno. Grazie presidente Visino. E beh, dopo tra poco arriveremo a parlare. Simone, ci sono già i tifosi che da casa si fanno sentire, eh? Sì, sta andando bene. La squadra è stata costruita appunto per cercare di vincere il campionato e per ora stiamo raggiungendo, siamo nell'obiettivo, dai. Tocca ferro, puoi toccare ferro. No, non sono superstizioso e guarda, conosco il valore della squadra, dell'allenatore, basta continuare così, allenarsi. Bravo, dell'allenatore, hai detto e non c'è bisogno di essere superstiziosi, siamo sulla strada giusta e bisogna continuare così. Va bene, adesso tra poco arriveremo proprio da te e sia da Alessandro che da te Simone, ma prima... Io ora andrei su Renzo. Renzo, facciamo una breve panoramica sulle squadre riminesi. Parliamo anche del San Lazzaro che ha fatto il primo punto, cioè la FIA è riuscita a far fare il primo punto al San Lazzaro. È chiaro che mi sorprende, il San Lazzaro è una squadra che è ridotta in minimi termini, onestamente, però per San Lazzaro è già nota in fonda, però diciamo questi 2 punti persi dalla Fioricione mi lasciano un po' perplesso, però quello che mi sorprende ieri in questo campionato è la vittoria della Marianese in campo del Cervio, è una squadra molto giovane, guidata da un tecnico come Simone Lilli, che io reputo uno dei tecnici più preparati dell'eccellenza, è una squadra molto giovane. L'anno scorso la società ha ceduto molti giocatori, ha fatto una squadra al risparmio. È chiaro che non è facile una squadra giovane come la Marianese salvarsi, però se dovesse salvarsi io penso che a Simone Lilli bisogna fargli un monumento. Detto questo, il campionato di vertice invece, come ha detto giustamente il collega, la sconfitta del classe mi lascia un po' perplesso, però onestamente l'altra cosa che veramente mi sorprende e secondo me era una delle favorite, il Granamica, e sta perdendo i punti, però onestamente viene fuori questo Diego, una neopromossa che veramente sta facendo delle cose in grandi, questo Castrocaro e onestamente questo Alfonsine si sta riprendendo piano piano. L'unica cosa che veramente mi sorprende fino a un punto, io non so la Savignanese se ha l'interesse di andare su o di non retrocedere, però onestamente oggi come oggi si trova nelle posizioni di alta classifica, però è chiaro che la partenza di Peluso, un attaccante che tutti conosciamo, mi lascia un po' perplessi con l'arrivo di Casadei. Io non lo so se questa Savignanese punterà veramente in alto, ho dei dubbi, però onestamente in campionato secondo me è ancora tutto aperto.
Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa? No, sicuramente quello che ha detto Renzo è vero, nel senso che io quando ho saputo della partenza di Peluso ho pensato subito alla stessa cosa. Esatto. Però la vittoria di ieri, in casa del Corticella, una netta vittoria 2-0, mi fa credere che forse hanno trovato l'amalgama giusta per cercare di sopperire a certe mancanze, perché ricordiamo che all'inizio campionato la Savignanese, quando Peluso non giocava, faceva veramente fatica a costruire azioni da gol. Ieri 2-0 fuori casa col Corticella, che fino a 15 giorni fa era tra le parti alte del campionato. Io direi che è veramente una vittoria importante e una risposta ai dubbi che aveva lasciato questa cessione. Ritornando alla Savignanese direi una cosa, forse i componenti della Savignanese sono 3. Farnetti è un tecnico che noi tutti conosciamo, la società e il gruppo. Quando in una società ci sono questi 3 componenti, vuol dire allenatore, società e spogliatoio, vengono anche i risultati. Ci sono 3 componenti per salire. Forse a Savignano c'è questo. Sì, ci sono 3 componenti per salire. Allora, l'hai lanciato te facendo una panoramica appunto prima con i Granamica, Valentina? Ora andiamo a vedere infatti la sintesi tra Granamica e San Pietro. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Brutta sfida tra Granamica e San Pietro in Vincoli che danno vita a un classico pareggio a reti bianche noioso e privo di emozioni con gli ospiti, modalità freno armato, onde evitare di farsi male senza mai premere sull'acceleratore, inserendo quantomeno la prima. Il Granamica mostra di essere una squadra coriaccia ma di peccare di lume, specie sotto porta. Tale testimonianza si vede già in avvio quando Botta, dopo una buona combinazione, conclude sul fondo. Passano 5 minuti, Cipriano verticalizza per Girotti, l'attaccante in maglia numero 9 sceglie la soluzione di pallonetto divorandosi vantaggio, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside. Il San Pietro ha paura di farsi male e di far del male, si vede dal tiro di Giordumi che non reca problemi al portiere avversario, troppo debole, mentre il Granamica quantomeno si rende pericoloso con un tiro al volo di Giromotti. Cotignoli para e successivamente Cristiani, tentando più vincente, commette fallo. Alla mezz'ora si vede con un'incursione Pappalardo, cross al centro in area di rigore che chiede di essere spinto in fondo alla rete. Ceccasi attaccante per tale gesto, difesa del San Pietro che si salva come può ringraziando la poca freddezza dell'avversario. Ripresa ancora più brutta di prima frazione, dal corner arriva il colpo di testa di Cipriano che termina fuori. Ci prova anche Serra con un tiro deviato in corner da Bertoni dopo un'ottima combinazione con il compagno. Dall'altra parte c'è un'altra combinazione del San Pietro, ma tutto parte da posizione proibitiva e si finalizza dallo stesso punto, pallone che viene tirato alle stelle ad opera di Casadio, mentre il Granamica esegue un tiro pericoloso con Cristiani che termina al lato dopo aver subito una deviazione. L'ultima emozione al 34esimo della ripresa col tiro di Cipriano, ma Cotignoli si stende e para. Si spengono le luci e visto lo spettacolo, meglio così. Andiamo subito su Valentina perché sono È arrivati arrivato degli un altro altri messaggio, messaggi. questo è simpaticissimo. Complimenti all'Arturo Vidal della promozione, bello e bravo, tiki taka. Arturo Vidal perché è il mio giocatore preferito, però dovrei fare un po' più di gol per essere... Ti si lavora, fino adesso ho solo la garra, diciamo. Ti vogliono bene i tuoi amici. Sì. Andiamo a vedere adesso con la regia il prossimo turno, ce lo legge la nostra Valentina e ci aiuta il nostro Stefano Pappini, il nostro Pappen, perché ci sono 2 sfide interessanti, voglio parlare con i nostri ospiti. Prego Valentina. E qui. Eccolo qua, non lo trovavo. Avremo il Diegaro contro il Corticella, il Faenza Granamica, Fiariccione Classe, Marignanese Real San Lazzaro, Massa Lombarda Cervia, Russia Alfonsine, San Pietro contro il Progresso, San Paimola Castrocaro, Savignanese Argentana. Allora, rimaniamo qualche secondo su questa schermata. Sicuramente da una parte e dall'altra, iniziamo da Giacomo. Diegaro Corticella è una partita da zona alta della classe, zona della classifica e di metà classifica, quindi questa qui sicuramente è una delle sfide più interessanti. Sì, anche perché il Diegaro deve continuare in quello che sta completando in questo periodo, quindi deve continuare a vincere per cercare di raggiungere la classe e la Savignanese che sono avanti di 2 punti. Rimani fermo, sicuramente lui sappiamo già questa indiscrezione. Renzo, tu sarai a Riccione a vedere Fiariccione Classe. Quella è una gara forse secondo me la più interessante di quella di domenica. È chiaro che il Riccione deve assolutamente vincere per fare vedere che ancora ci crede in questo campionato, mentre invece il Classe non vorrà starci a perdere per la seconda volta. È vero. Perciò prevedo un incontro interessante, però onestamente con l'arrivo degli ultimi acquisti a Riccione c'è una buona squadra. Io darei 1, la vittoria della Fiariccione. Perfetto.
Digaro Corticella quanto finisce? 1 Rodriguez. Ecco, va bene. Quindi praticamente dopo che hai fatto il pronostico sappiamo già che il Digaro purtroppo perde, va bene. Andiamo a vedere la promozione, sempre con la nostra Valentina Violini, accompagnato dal nostro Stefano Papini. Questi i risultati. Prego Valentina. Bellari e Gea Marina, Calcio Cotignola 0-3. Aspetta, ripeti questo, scusa che non ho capito bene. No, vai avanti, Vale, vai avanti. Bellaria? Dai, povero. Ma che povero? Del Duca Ribelle Savarna 1-2, Football Cavi Gea Marina 2-3, Gambetto La Stella 3-0, Gatteo Pietracuta 1-4, Giovane Cattolica Ronco del Vais 2-0, Reno Reda 0-1, San Pierana Tropical Coriano 0-0, Torconca Savio Calcio 1-0. Sempre con il nostro Stefano Papini, adesso è con te Valentina, andiamo a vedere la classifica dopo la 16ª giornata. Abbiamo in testa il Cattolica 35 punti, Tropical Coriano 31, Pietracuta 30, Torconca 29, Calcio Cotignola Gambettola 28, Reno 27, Reda, Ronco e del Vais e del Luca Ribelle 24, Iegia Marina 22, Stella 20, Football Cava 19, Savarna e San Pierana 16, Savio Calcio 11, Gatteo 9, Bellari e Iegia Marina 3. Allora adesso facciamo così Valentina, tu preparati perché tra poco interrogherai sia Renzo che Giacomo, però io voglio sentire i nostri due ospiti. Esatto, preparati pure. Allora Alessandro, iniziamo da te. Già Marina che vince fuori casa, altro risultato importante per voi, state facendo un grosso campionato considerando appunto dove eravate lo scorso anno. Sì, siamo partiti un po' male a inizio stagione, un po' penso che diciamo per la rosa giovane, un po' anche magari perché abbiamo avuto un po' di problemi con l'allenatore, quello prima. Poi adesso dai, ci stiamo mettendo un po' a posto, un po' abbiamo recuperato gli infortunati e stiamo uscendo bene anche come gruppo secondo me. Domenica abbiamo fatto una bella vittoria perché secondo me vincere questi scontri diretti, noi ci dobbiamo salvare, vincere questi scontri diretti contro una squadra come il Cava a Cava sul sintetico è una bella vittoria, sono 3 punti belli. Perché siamo stati bravi, abbiamo forse sofferto un po' alla fine, però sono 3 punti importanti. Ma domenica, dato che mi parli di sconti diretti, domenica scorsa che invece avete pareggiato in casa col Gatteo, sono più 3 punti persi o un punto guadagnato? Non lo so, perché andando a vedere la partita sono un punto guadagnato, perché ci siamo fatti un po' prendere dal fatto che perdevamo a inizio secondo tempo e abbiamo rischiato un po' troppo secondo me, ma anche secondo penso il mister. E dopo quelle partite lì non si sa mai come finiscono, perché è finito 1-1 ma poteva finire 2-1 per loro, 2-1 per noi, 2-2, è finito 1-1 e per me è un punto guadagnato perché per come è andata la partita. Senti, ma in questo momento della stagione vi sentite anche la prima squadra di Bellaria? È vero che vi chiamate Gea Marina, però vedendo anche il Bellaria e Giacomo in questo momento non ci sente, avete la consapevolezza, vedendo anche il vivaio del settore giovanile che avete dietro, di essere la più importante realtà del circondario? Adesso non lo so, so che il Bellaria è in difficoltà, non sono contento niente, però per adesso siamo davanti noi e il Bellaria è in difficoltà perché ha 3 punti. Tu quest'uomo vicino a te lo vedi in difficoltà? Adesso lo metto in difficoltà io, perché lui dice che l'Igea si vuole salvare. Io prima telecamere spente? A telecamere spente gli ho detto dai siete più 3 dalla zona play-out. E lui invece mi ha risposto, no, siamo a -6 dalla zona playoff. Ma certo, lui deve essere ambizioso. E quindi quella della salvezza... No, aspetta. Quella della salvezza... Perché ho detto siamo a -3 dai playout, più 6, quindi siamo a metà. Quindi siamo no, ti ho detto subito... Facciamo una cosa, vi butto acqua gelida tutti e due. Sono contento della situazione, adesso questa era una battuta. No, facciamo una battuta, anzi, facciamogli fare una promessa che finalmente anche per i suoi amici realizza questo benedetto gol, così sono contenti tutti, no? Ce la fai a farlo sto gol? Facciamo sto gol domenica. Oh, così. Con San Pierana in casa. Con il tuo gol l'Igea vuole playoff. Giriamo a 25 che è ancora meglio. Va bene, va bene. Adesso voglio sentire Simone, ma prima cosa andiamo a vedere? Bellaria contro Cotignola. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Va bene.
Stagione sempre più disgraziata per i Bellaria, già 3 allenatori si sono seduti sulla panchina adriatica, ma il risultato è sempre lo stesso. Perdere rientra nel DNA di questa squadra ed un sempre più sconsolato patron Sauro Nicolini, che forse ha perso la voglia e lo smalto dei tempi migliori per rilanciare una piazza che tra strutture e settore giovanile avrebbe davvero tutto per far bene. La partita, dopo 20 minuti di studio, azione sulla sinistra di Andrea Fabbri, serve Paganelli, gran sventolo di quest'ultimo sul quale Diu si rifugia in corner. Dalla bandierina nuovo colpo di testa di Paganelli con Diu che spazza via il pericolo con la collaborazione della difesa. A 35esimo il Cotignola passa, Bazzardi viene atterrato da Gini dentro l'area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, trattasi di massima punizione. Dal dischetto lo stesso Bazzani fa 1-0. 3 giri di lancette dopo, lo stesso Bazzani serve Andrea Fabbri, pescato in posizione di offside. Il numero 10 Cotignola andrebbe anche in gol, ma la rete viene annullata almeno inizialmente, perché l'arbitro poi si consulta con i guardalinee e assegna la marcatura. Gol dunque valido. Su fine di tempo Diu è super quando Mengozzi si gira da dentro l'area di rigore e lascia partire un destro sul quale l'estremo di casa dice no, deviando in corner. Nella ripresa il Bellaria dall'angolo ci prova con questo tiro di Zaghini sventato in angolo da Paganelli, poi il crack, attenzione per i più deboli, è meglio non sentire quanto segue dal ginocchio di Gigi, infatti si sente proprio il crack del giocatore che si infortuna gravemente, viene trasportato in ambulanza e accompagnato in ospedale poi dai soccorritori. Cotignola che in contropiede sfiora la terza marcatura, ma Diu chiude su Fabbri. Dall'altra parte Esposito viene stoppato da Cesarotti che con la collaborazione del centrale difensivo Orlando nega la gioia del gol agli adriatici che sul ribaltamento subiscono il tris. Mengozzi viene toccato ma il pallone finisce nei piedi del compagno che andrebbe a bersaglio e l'arbitro decide per il penalty che viene poi successivamente trasformato da Fabbri per il 3-0 finale, ma nel finale, scusate la ripetizione, ancora lo scatenato Fabbri serve Bazzadri, ma Diu evita il poker. Sul ribaltamento di fronte Aragao apre questa volta per Federico che si vola, ma Cesarotti tiene inviolata la propria rete. Ancora Bellaria con questo tiro dalla distanza di Pugliese senza fortuna. L'ultima occasione, manca a dirlo, per il Cotignola capita sui piedi di Bazzardi che viene fermato così da Diu. 0-3 ed ennesimo capo di stagione del Bellaria nonostante l'avvento nelle ultime 2 gare dell'allenatore Rossini. Stagione sempre più sfortunata, piuttosto auguri di pronta guarigione a Gigi. Tibia rotta è l'esito finale, fortunatamente ci arriva anche una foto di un giocatore sorridente in ospedale. Vai, Valentina. Tibia rotta, stavamo parlando un attimino della partita. No, sicuramente io mi associo agli auguri di pronta guarigione. Io so che Franco verrà operato mercoledì, ma volevo sottolineare una cosa. Io oggi ho ricevuto con vero piacere una telefonata da Mr. Folli del Cotignola, che la prima cosa che mi ha chiesto è le condizioni del giovane. Quindi sicuramente ieri forse non aveva capito la gravità del problema, dell'infortunio. Oggi quando ha rivisto l'immagine mi ha chiamato subito, mi ha fatto veramente piacere e fa veramente onore a questa squadra che sta facendo veramente un grande campionato e a questo punto hanno una grande mentalità e una sportività da applauso. Bene, abbiamo un messaggio per te. Sono un tifoso del Bellaria. Ieri si è visto Reciputi in tribuna. Alpine per caso delle novità? Allora, io so che la società sta cercando di convincere Paolo Reciputi a prendere in mano la direzione tecnica. Devono aspettare alcune cose, devono chiarire alcuni aspetti. Visto quello che ha fatto l'anno scorso direi sì, subito Paolo, perché il divino è il divino, però non è ancora raggiunto l'accordo. Adesso dobbiamo anche capire se la società riuscirà a portare, a tesserare alcuni giovani che si stanno allenando per cercare di creare e dare in mano a chi fa la direzione tecnica una rosa adeguata. Ok, fermati qui, adesso io direi di andare a vedere il prossimo servizio. Cattolica contro Ronco. Il Cattolica riceve a domicilio la visita del Ronco, partita di cartello che evidenzia la sontuosa campagna acquisti di ambedue le formazioni in ruolo da protagonisti in questo campionato, dove da una parte i giallorossi dopo l'inizio sordino e il cambio tecnico stanno giovando la loro specie estiva e il Ronco è ancora alla finestra a guardarsi. L'inizio però fa presagire il contrario, Camporesi contropiede viene servito, prova a piazzarla, Andriani respinge, sulla ribattuta si salva in qualche modo la difesa cattolichina. Lo stesso Camporesi poco dopo da buona posizione alza la mira. Il Cattolica risponde con un traversone di Casolla raccolto addirittura di tacco da Delia per la conclusione volante, palla al lato.
Il portiere Andreani invece dall'altra parte continua a fare il bello e cattivo tempo, prima si dimostra prodigioso sul colpo di testa a distanza ravvicinata di Grisolini, poi grazie a un suo rinvio azzardato Semeraro per poco non provoca la beffa, balzo del portiere giallorosso all'indietro, pallone neutralizzato e tanto discusso a compagni e pubblico amico. Il Ronco continua a premere sull'acceleratore della bandierina, il colpo di testa di Semeraro finisce sul fondo, altro angolo sul versante opposto, pallone che giunge a Maniche da fuori area, trova una deviazione pericolosa ma non incide, sul finire di tempo ultima azione sempre da corner ma per il Ronco, Mordini raccoglie la sfera ma la getta alta. Squadra in riposo solo 0-0, la situazione sembra non cambiare ma nella ripresa si vede un altro Cattolica, il Ronco si spegne alla distanza, il colpo di testa di Pasolini fa gridare a gol ma il pallone si spegne sul fondo. Delia invece prova a mirare la porta ma non trova quella fortuna desiderata, quella fortuna che invece accompagna i Cattolica tra il 58esimo e il 60esimo, quando in uno spazio di 2 minuti chiude il match. Da corner Pasolini fa male, ferisce con un tocco sotto misura risolvendo una mischia in area di rigore andando a festeggiare con i compagni e i tifosi che lo attendono sotto la loro postazione. Neppure il tempo di festeggiare che Brighi allarga sulla destra, traversone al centro, deviato sfortunatamente nella propria porta da Tisselli per il 2-0 dei padroni di casa che volano sulle ali dell'entusiasmo. Infatti prosegue il pressing del Cattolica, da calcio piazzato Cuomo alza la mira, mentre poco dopo grande incursione di Brighi ma Delia spreca l'assist del compagno sparando addosso all'Ani. Nel finale Casieri dentro l'area tenta il destro al giro, pallone fuori, all'89esimo Baiardi servito in aria spara a botta sicura ma Andreani apre il guantone e chiude la porta. Brighi infine parte in contropiede ma viene murato dall'ottimo Lani, mentre a fotofinish tiro insidioso di Semeraro controllato a vista d'occhio da Andreani prima che il pallone possa depositarsi sul fondo. Termina qui uno dei tanti match attesi di questo pazzesco campionato che regala belle sorprese, grosse piazze che hanno voglia di riemergere ma anche chi non ha forse più nulla da chiedere a questo torneo. Squadre come il Ronco che cercano il cosiddetto volo verso quel sogno chiamato promozione, rimandati gli ospiti, promossi in questo caso i padroni di casa. Allora andiamo a leggere subito intanto alcuni messaggi, prego. Politi, uomo spogliatoio, vogliamo le foto della tua amorosa. Invece Casale, ma quando fai gol niente, abbiamo risposto prima. Sì, sì. Sei un grande Casadei, te e il tuo idolo Allegri. Ecco, Allora io che non è il mio idolo. andrei su Simone. Qui da casa ti chiedono come ti stai trovando innanzitutto a Cattolica e se sarà l'anno buono. Diciamo che sull'anno buono prima hai già risposto. Come ti stai Sull'anno trovando? buono spero che sia l'anno buono, mi sto trovando molto molto bene. L'ambiente è molto, cioè, io sono nuovo, è il primo anno a Cattolica, ma pensavo all'inizio che con l'obiettivo di arrivare primi ci fosse pressione, invece è un ambiente sereno. Però qualche difficoltà all'inizio l'avete avuto perché avete cambiato anche l'allenatore, o no? Sì, qualche difficoltà l'abbiamo avuta, però guarda, devo dire che la società in tutto questo è sempre stata, cioè, vicina allo spogliatoio e il nuovo allenatore ha subito messo il gruppo davanti a tutti e anche noi abbiamo imparato a conoscerci meglio e sta venendo fuori un bel gruppo e diciamo che tutto il contorno è perfetto perché sì, alla ciliegina sarebbe giusto arrivare primi. Una cosa che è mancata negli ultimi anni al Cattolica era il feeling con i tifosi. Quest'anno sembra essersi ritrovato vedendo anche l'esultanza poi del vostro goleador. I tifosi, allora quest'anno anche all'inizio dove le cose non andavano tanto bene, non hanno mai detto qualcosa riguardo alle nostre prestazioni, sono sempre stati vicini alla squadra, vengono in trasferta, vengono a vedere le partite quando fa freddo, quando piove, quando fa la neve. Sono, cioè, solo da battergli le mani, sono i numeri uno veramente. Senti l'importanza di indossare questa maglia dato la tradizione storica che ha il Cattolica? Sì, la maglia è... Io tra l'altro ho una cabola, una cosa mia che tendo sempre a baciare prima di metterla via, il gagliardetto, lo scudetto. Si sente anche perché c'è un gruppo di persone, oltre ai tifosi, anche diciamo i vecchietti che seguono il Cattolica da una vita e sono quelli un po' più difficili da accontentare. Però sono tutti stimoli in più, responsabilità e stimoli che per giocare in queste categorie se ne fossero, insomma. Hai sempre avuto la consapevolezza della forza del gruppo anche nei momenti in cui il Pietracuta ha provato a scappare? Sì, allora diciamo che la sconfitta con Pietracuta a mio avviso ci è servita perché da lì abbiamo analizzato anche gli errori e abbiamo capito cosa non fare per trovarci in quelle situazioni. E io devo dire che il mister ha fatto un ottimo lavoro, ci ha fatto vedere il video della partita e ci ha fatto vedere tutti gli errori che abbiamo fatto in modo che ti rimangono bene in mente e adesso si vedono i risultati, insomma. In previsione,
per te è una squadra, una società e un allenatore da eccellenza? Almeno. Secondo me è riduttivo dire anche eccellenza. Bravo, bravo, questa è una bella risposta e ti ho portato al punto dove volevo, però so che tu hai una domanda più Io importante. a Renzo vorrei chiedergli di farmi una breve sintesi di questa giornata di campionato di promozione, un po' quello che ha visto. Ma direi che è stato un campionato abbastanza interessante, ormai le cose si sanno, anche se diciamo il Cattolica, anche il Trofeo Calcoriano aveva avuto una partenza non facile, però onestamente penso che alla fine questo Cattolica e questo Trofeo Calcoriano addetti ai lavori secondo me sono le più forti. Però una cosa che quest'anno finalmente le riminesi battono le bolognesi, abbiamo in testa le prime 4, vuol dire Cattolica, Tropical Coriano, Pietracuta e Torconca. Onestamente 4 squadre riminesi che stanno facendo un grandissimo campionato. È chiaro che non mi sorprende nel Cattolica e nel Tropical Coriano perché veramente hanno gli ingredienti per poter fare un grandissimo campionato. E ditti lavori sono le favorite e secondo me vinceranno questo campionato. Mentre invece il Torconca e il Pietracuta sono 2 squadre che veramente mi hanno sorpreso. Mentre invece vedi un po' in difficoltà questo Gatteo, mentre invece diciamo l'Igea sta facendo un buon campionato. Ritornando al Bellaria, la cosa a me non sorprende. Quando in una società non c'è la famiglia non vengono neanche i risultati. Secondo me a Bellaria non c'è la squadra, non che non c'è la squadra, non c'è la società. Io come ho detto prima, se vuole 3 ingredienti, allenatore, società e spogliatoio. Questo a Bellaria secondo me non c'è e quando non c'è questo non vengono neanche i risultati. Allora, con te andiamo a vedere adesso con il nostro Stefano Papini il prossimo turno che ha delle sfide interessanti. Prego Valentina. Calcio Cotignola del Duca Ribelle, Igea Marina San Pierana, Pietracuta Football Cava, Reda Gambettola, Ronco del Vais Forlì Bellaria Igea Marina, Savarna Reno, Savio Calcio Giovane Cattolica, Stella contro Gatteo, Tropical Coriano, Torconca. Le 2 diciamo partitissime di giornata, sicuramente Giacomo, Calcio Cotignola del Duca Ribelle, il del Duca deve risollevarsi e soprattutto Tropical Coriano Torconca. Sì, sicuramente il Del Duca deve dare una risposta alla sconfitta impensabile e sorprendente contro il Savarna e poi l'ultima è il Tropical Coriano col Torconca che si giocano un posto tra i playoff. Ebbene, allora, dopo 31 minuti di trasmissione noi diamo la linea alla pubblicità, poi rientriamo, prima categoria H con la partita del Nova Feltria, tanto da parlare ancora e anche una piccola panoramica sulla promozione marchigiana. Pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64. Info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Foritalia.
Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglia pietralamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e a 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Ecco, allora rientriamo in studio mentre parlavamo appunto di alcuni aneddoti particolari. Cosa ridi te? Cosa ridi? No, ha detto una frase che non mi è piaciuta. Va bene, avevo capito che lui... No. Qui siamo tutti milanisti. C'è un derby di Milano all'interno dello studio. Va bene, allora con il nostro Stefano Papini, alias Papen, non a caso proprio un ex giocatore del Milan, così l'abbiamo battezzato. Andiamo a vedere Stefano, la prima categoria, ecco, ci aiuti perfettamente, bravissimo, vai Valentina. Ok, Alta Banconca, Bacchia Cesenatico è stata rinviata, Colonnella Athletic Poggio 1-5, Granata Vismisano 0-2, Sì. Junior San Clemente Valle Savio 0-0, Miramare Verucchio 1-4, Morciano Calcio Sant'Ermete 1-2, Real Miramare Bagno di Romagna 3-0, Riccione Visnova Feltre 0-1. Andiamo a vedere la classifica sempre con il nostro Papen che ce la mostra proprio in questo istante, prego Valentina. Abbiamo in testa il Real Miramare a 29 punti. Pugni, sì, Di nuovo. Visnova Feltre 28, Athletic Poggio 26. Scusi un attimo, c'è una tifosa a casa che si chiama Lisa, molto amica di Giacomo, ripeti, Sì. Visnova Feltre che... Visnova Feltre 28, Vai. Athletic Poggio 26, Morciano Calcio 24, Sant'Ermete 21, Verucchio Vismisano Riccione a 20, Alta Banconca 17, Valle Savio Valle Savio 16, Granata 15, Miramare 14, Bacchia Cesenatico 13, Bagno di Romagna 11, Junior San Clemente 9 e Colonnella 8. Ebbene, allora, siccome che questa nostra fans, alias Lisa, ti sta guardando da casa, gli puoi dire quello che mi hai detto a me? Rigore c'era o non c'era? Molto dubbio, molto dubbio. Adesso bisogna vedere un rallenti, abbiamo delle immagini in esclusiva che vedrai che metterà qualche dubbio anche a Lisa. Io invece faccio una richiesta in diretta, mi sta chiamando il signor Peppo Mandrelli in diretta, ma non possiamo rispondere in diretta durante la trasmissione. Cosa andiamo a vedere allora come servizio? Ora andiamo a vedere, aspetta che l'ho perso. Riccione. Dillo tu. Riccione, Nova Feltre.
Prova di maturità del Nova Filtre che spugna con autorità il campo dei tre villaggi, superando 1-0 il Riccione e Fabi costretto a far fronte alle pesanti assenze di fattori, Farabego e Stefanelli, oltre che dei giovani radici. A centrocampo torna titolare Matteo Sebastiani. Il Riccione si schiera con il 4-2-3-1 con Magnani, terminale offensivo. Prima occasione per il giallo-blu ospite al 6° minuto, Baldinini per vie centrali vince duello di forza con Endao e allarga a sinistra per Gori, cross alla sotterra taglia tutta la difesa e serve l'inserimento di Mamutai che di prima calcia in porta trovando la presa di Tacchi. Azione fotocopia qualche minuto dopo, questa volta Gori allarga per Amantini che non ci pensa su 2 volte, conclusione dalla distanza neutralizzata da Tacchi. Al 29esimo ancora la squadra ospite a rendersi pericolosa, lancio lungo di Rinaldi, Gallesi di testa sbaglia l'invio e serve Baldinini al limite dell'area. L'attaccante apre sulla destra per l'inserimento dei Cupi che davanti a Tacchi manca la conclusione con il destro, favorendo infine il recupero di Casadio. Alla mezz'ora punizione tagliata di Fraboni, Tacchi respinge corto, ostacolato forse da un compagno, poi si supera per deviare il tiro di destro di Rinaldi dal limite dell'area. Sugli sviluppi del corner battuto dallo stesso Fraboni, Gallesi salta a braccia larghe e tocca con la mano. Il replay evidenzia proprio il tocco di mano ad opera del numero 2. L'arbitro Ginai decreta il rigore, trasformato infine da Rinaldi con Tacchi che intuisce senza poter arrivare sul pallone. Il dominio del Nova Filtre è reso ancora più evidente all'occasione per Gori al 40esimo. Fraboni in posizione di trequartista verticalizza a destra per l'inserimento di Cupi, l'esterno serve all'indietro Gori, il cui tiro a botta sicura trova la deviazione in corner dell'ottimo Tacchi. Nella ripresa è un altro Riccione che prende in mano il palio del gioco e prova a far valere la propria superiore fisicità. Al 53esimo Amati ruba palla a Rinaldi in uscita e triangola con Cugnini. Il lancio in aria trova Magnani defilato solo a sinistra ma in diagonale incrociare dell'attaccante non spaventa Semprini e termina al lato. Casadio ci prova direttamente a calcio piazzato senza incidere. Lo stesso Magnani al 64esimo spreca la palla del pareggio sul lungo lancio prolungato di testa da Cugnini. L'attaccante calcia di destro alto cercando il pallonetto. Al 65esimo Casadio calcia su punizione chiamando Semprini all'uscita di pugno. Briad controlla nei pressi dal limite dell'area e ha tutto il tempo di calciare con il sinistro chiamando Semprini alla deviazione. Cugnini stile Magnani nella ripresa tenta la battuta da posizione defilata ma nulla da fare. Il numero 10 spaccata riesce a servire Magnani poco dopo, buona protezione della sfera, pallone scaricato in direzione Ricci ma pallone deviato in corner. Endao, protezione della sfera anche da parte sua, serve Briad che alza la mira. Il Nova Filtre resiste con merito e con il passare dei minuti riprende nuovamente le misure all'avversario. Nel finale sale il nervosismo, all'89esimo espulsi in successione Casadio, Tacchi e Federico Baldinini. Il Nova Filtre porta a casa una vittoria di grande valore, consolidando il secondo posto con 28 punti, a -1 dalla capolista Real Miramare, ma soprattutto con un dato statistico importante, più 12 rispetto all'anno precedente in classifica, e manca ancora una giornata per migliorare il risultato e cercare di mettere la classica stella in cima all'albero di Natale, possibilmente non in compagnia di altre. Renzo, abbiamo questo Nova Filtre, è una sorpresa, te l'aspettavi così? Parliamo di questa disputa. Ma io direi che il Nova Filtre quest'anno ha tutti gli ingredienti per poter vincere questo campionato. È un campionato, come ho detto già altre volte, è uno dei più belli campionati degli ultimi 5-6 anni. Addirittura su 16 squadre ci sono 11 squadre riminesi, ogni domenica è un derby. È un campionato veramente interessante. Chiaro che il campionato, io ormai mi sono fatto una logica, le 3 squadre che sono in testa, secondo me, arriveranno fino alla fine. Perché dico questo? Perché queste 3 squadre hanno una continuità, sia il Poggioberni, sia il Nova Filtre e sia il Real Miramare. Mentre invece anche il Morciano sta facendo un ottimo campionato, però ha risultati alternanti, una volta perde, una volta vince, una volta pareggia, non è continuo nei risultati. Mentre invece queste 3 squadre, sia il Nova Filtre, ripeto, il Real Miramare e il Poggioberni, hanno una continuità nei loro risultati. Chiaro che quest'anno a Nova Filtre c'è un tecnico preparato, Achille Fabbri, che reputo uno dei migliori tecnici, insieme a Simone Lilli, uno dei più preparati. Come ho detto prima, c'è la società e c'è il gruppo. Onestamente, io ho visto giocare il Nova Filtre più di una volta. Non ha un gran gioco, però c'è una gran difesa. Ha perso una sola volta e penso che quest'anno sia la volta buona, però onestamente bisogna dirlo. Bisogna mettere anche le mani al portafoglio, per ormai la ciliegina è lì, però onestamente a Nova Filtre ancora manca un attaccante, un uomo di fascia, un uomo che punta la difesa, altrimenti Stefanelli davanti è troppo solo. Se dovesse arrivare questo attaccante, questo esterno, che secondo me è importante per questa Nova Filtre, secondo me Nova Filtre è la squadra da battere, mentre invece onestamente vengono fuori anche il Verrucchio, diciamo, però io penso che queste 3 squadre sono le favorite. Come ho detto prima, è uno dei più bei campionati degli ultimi 5 anni. È chiaro anche il Santermette, con la vittoria ieri
a Morciano veramente mi ha sorpreso. Simone, è un campionato difficile questo, il Riccione ti aspettavi qualcosa in più? Da Riccione, vista la squadra, mi aspettavo sicuramente qualcosa in più. Secondo me non merita, non so se merita quella classifica perché non ho seguito bene tutte le partite, però dai nomi dei giocatori mi aspettavo di più. È un campionato, sei d'accordo, come diceva Renzo, tra i più belli degli ultimi anni di prima categoria? In prima categoria, secondo me il livello si è alzato tantissimo, quindi sì, sono d'accordo. Alessandro, ti è dispiaciuto un po' lasciare questo campionato? Sì, l'anno scorso abbiamo fatto Coppa e Campionato, però quello che voglio dire io è che è un campionato molto bello, equilibrato, si vede. Secondo me, come dice Renzo, il Nova Feltria è sottovalutato perché il gruppo è importantissimo. L'allenatore è bravo. Voi ne sapete qualcosa? Voi? Sì, l'allenatore è bravo, se già non prendi gol, sei già per me 5 reti subite, correggo il dato statistico di Renzo, 2 sconfitte non una, però la squadra è quella. Sì, Real Miramare si sa che è una bella squadra per i giocatori che ha. Docente su tutti? Sì, l'Atletic Poggio, ci abbiamo fatto anche noi un'amichevole, conosco anche dei giocatori lì da loro. Su tutti anche qui? Sì, sono una bella squadra anche quella. Penso che la sorpresa, come ha detto anche Simone, sia il Riccione lì a metà, che doveva, non dico vincere il campionato, però almeno essere fra le prime 3 adesso. Forse anche il Verucchio, forse anche il Misano che non Verucchio è lì, secondo me alla fine viene fuori. Anche secondo me, anche Santermete e lo stesso Misano. Giacomo, volevi dire alla nostra spettatrice una cosa importante? Sì, volevo dire a Lisa che stavo scherzando logicamente, il rigore c'è, non è che dopo arrivi subito e cominci a mandarmi messaggi su messaggi. E una cosa, io per quello che riguarda il campionato direi attenzione a Santermete perché sta trovando l'amalgama giusta e ieri ha fatto un grande risultato e può arrivare in alto. Andiamo a vedere il prossimo turno e poi leggiamo i vari messaggi. Eccolo qui, ci aiuta il nostro Papen. Come vedete la prima sfida è già bella e importante, c'è Atletic e Poggio Granata. Vai con le altre, Valentina. Sì, poi abbiamo Bagno di Romagna Riccione, Bacchia Cesenatico Colonnella, Santermete Real Miramare, Valle Savio Miramare, Verucchio Morciano Calcio, Vismisano Junio San Clemente, Vis Nova Feltria Alta Vanconca. Ebbene, questo era per quanto riguarda la prima categoria, ci sono 2 sfide belle, l'abbiamo già sottolineato, Granata contro per l'appunto Atletic e Poggio e poi abbiamo anche la sfida in programma allo stadio di Nova Feltria con un'altra realtà bella come l'Alta Valconca, ma soprattutto Santermete Real Miramare e Verucchio Morciano, 4 sfide, totale 4 sfide, va bene, iniziamo a leggere i messaggi. Io penso che la più bella sia Santermete e Real Miramare sulla carta. Vai. Casadei, se ti facessero scegliere il tuo mister ideale per l'Igea, sceglieresti Allegri o terresti la coppia Gavagnini e Rossi, visto che stanno facendo molto bene? No, terrei Gavagnini e Rossi tutta la vita. Poi abbiamo, prima ho letto su WhatsApp un tifoso che ti chiama il gladiatore, che è fiero di urlare per te dietro la rete. E questo Sciabolacciolo. In riferimento a Simone. Poi Casadei è il più forte, sei un grande caso. E poi ce n'è uno sempre con l'emoticon, Polite e Casadei non fanno gol neanche con la matita, ma c'è l'emoticons. Se Pasolini facesse tirare una punizione ogni tanto, le vuole tirare tutte lui. Questa è una bella giustificazione. Lui è almeno un difensore. Io non devo fare ma c'era Roberto Carlos che sulle punizioni le azzeccava tutte. Allora Stefano, velocemente, perché ieri Gabicce non ha giocato, facci vedere solamente risultati e classifiche per quanto riguarda la promozione marchigiana. Li leggo io: Camerino Mondolfo 0-1, Cantiano Calcio Gabicce Gradara rinviata per maltempo, Senigallia Laurentina 2-1, Filotranese Porto Recanati 0-2, Moio Vallesino Passatempese 2-2, Osimana Sassoferrato 2-3, Valfoglia Olimpia Marzocca 2-0, Villa Musone Nuova Real Metauro 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, classifica molto interessante per il Gabicce che nonostante non abbia giocato è comunque a un punto di distacco dalla Filotranese capolista. Filotranese 23, Mondolfo Olimpia Marzocca, Gabicce Gradara 22, Valfoglia 21, Sassoferrato 20, Porto Recanati 19, Camerino Senigallia 17, Cantiano 15, Villa Musone Passatempese 14, Osimana Laurentina 11, Maia Valesina 8, Nuova Real Metauro 6 punti. Renzo, siamo in addirittura d'arrivo velocissimo. Filotranese matricola, ci può stare che ha perso l'ennesima partita in questa stagione, i Gabicce non giocando è secondo in classifica. Il Gabicce a me non mi sorprende, è una squadra molto molto forte. È chiaro che adesso è tutto a vantaggio del Gabicce Gradara. Le sconfitte diciamo delle due capoliste, vuol dire l'Olimpia Marzocca a Rio Salso e quella della Filotranese in casa con il Porto Recanati, in caso di vittoria del Gabicce Gradara a Cantiano, probabilmente farà la nuova capolista.
Ebbene, detto tutto, andiamo a vedere con il nostro Stefano il prossimo turno, dove per l'appunto il Gabice sarà impegnato contro un avversario ostico. Questa qui è la partitissima, Olimpia Marzocca Gabice Gradara. Poi avremo Camerino contro Senigallia, Laurettina Filotranese, Mondolfo Moia Vallesina, Nuova Real Metauro Cantiano Calcio, Passatempese Villa Musone, Porto Recanati Osimana, Sassoferrato Valfoglia. Ebbene, siamo addirittura d'arrivo, rimanete con noi, tra poco tutto su Rimini Calcio tramite Sport Up, ospite il difensore Daddario. Ringraziamo Giacomo Alpini. Grazie Daniele, ciao a tutti. Ringraziamo lui, Alessandro, ti hanno voluto bene tutti questa sera. Stasera è visto? incredibile. Grazie ancora, in bocca al lupo per i campionati di Daniele, Genova. e ringrazio tutti. Grazie a te Simone Politi. Grazie a voi per l'invito. E speriamo che fai anche tu un gol, sperando che Pasolini ti faccia tirare una punizione, dai. Va bene, non sveliamo la tua fede, anche se sei interista lo diciamo uguale, per la gioia del nostro Giacomo Alpini. Renzo, tu rimani qui con noi perché tra poco tutto su Rimini Calcio e tutto su Muccioli. Bella domanda. Grazie alla nostra Valentina Biolini. A tra poco, ci vediamo su Sport Up. Ciao!